World Cup 2016, gli europei di calcio a 8 si giocano a Roma. Scegli la maglia della tua nazionale e vinci 10 weekend in una capitale europea. Guarda, forse noi abbiamo sempre avuto problemi sulle partite dentro fuori, diciamo, le partite decisive. Sicuramente per colpa della giovane età. Secondo me è la causa più scatenante di questa cosa, è la nostra inesperienza. E oggi abbiamo sbagliato sì, l'approccio alla partita, abbiamo trovato una squadra che non ci aspettavamo così dinamica, perché in 2 scontri durante il campionato, una volta vinto e uno pareggiato, non ce la ricordavamo così. Comunque non è che abbiamo tante giustificazioni, cioè, oggi siamo entrati in campo proprio senza testa, senza mentalità, e quella secondo me che ci è mancata, perché le doti tecniche secondo me si sono viste si vedono da fuori, insomma, che abbiamo giocatori molto dotati tecnicamente. Il problema è la testa, quello che ci condanna e che ci ha condannato quest'anno è proprio la mentalità. Purtroppo senza quella non si va lontano, tutto qua. Vero, forse è proprio quella che oggi siamo andati più impauriti che decisi, con la testa più oddio usciamo piuttosto che forza ci salviamo. Perciò come ripartire, sinceramente non sono io che devo prendere questa decisione. Cioè io il mio l'ho sempre dato, ho sempre dato tutto in campo. Purtroppo, ecco, voi oggi mi avete coronato migliore in campo per la mia squadra, a me viene un po' da ridere perché abbiamo preso 3 gol, insomma, pensate allo stato del peggio, ne prendevamo 6. Ecco, non lo so per l'anno prossimo. Per l'anno prossimo non so gli effettivi che verranno riconfermati, non so i nuovi acquisti, non so niente ancora. Avevamo la testa su questa partita che purtroppo, ecco, è andata male, adesso non lo so per l'anno prossimo.